Non è ancora scritto nero su bianco, ma la volontà di modificare la legge che vieta il terzo mandato consecutivo per gli amministratori locali serpeggia a livello nazionale. Escluso eccellente da un ipotetico terzo mandato c'è anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Non è che spasimo, che sto facendo il diavolo a quattro per questo. Primo. Secondo, penso che in Italia dobbiamo decidere o si mette il blocco dei mandati a tutte le cariche o si toglie a tutte, visto considerato che ad oggi chi ha blocco dei mandati sono proprio le cariche elettive dove scrivi nome e cognome, dove comunque voti la persona. A prescindere da questo, personalmente credo che poi tutta questa operazione non arriverà in porto, e poi ci saranno anche delle ovvie contrapposizioni. Da parte di chi? Ma non lo so, immagino che nel dibattito poi entreranno nelle contabilità, ma quello se gli allunghi il mandato non potrà più, si ricandiderà e quindi noi non abbiamo più possibilità. Non sto parlando di me, sto parlando in generale. Buona e ottima l'idea di pensare ancora nuovamente alle province elettive, perché comunque sono quell'anello intermedio nella pubblica amministrazione, io che l'ho vissuta da vicino, che sono fondamentali, ma devono essere elette dal popolo, nel rispetto del contratto sociale di Rousseau. Personalmente, sinceramente, sono concentrato su altro. Confermo quello che ho sempre detto, cioè il limite dei 2 mandati agli assessori è un limite che probabilmente è anche incostituzionale se qualcuno lo impugna, visto considerato che allora nasceva su un'idea di limitare i mandati a 2 degli consigli regionali e degli assessori. Oggi penso che sia fondamentale garantire al nuovo Presidente o alla nuova Presidente che si possa scegliere gli assessori nell'ambito dell'umanità, non escludendo 10 persone. Favorevole alla modifica per tutti i ruoli politici riguardo alla sua personale posizione, dice che è un pensiero troppo lontano per una persona fatalista, ma garantisce di non essere stanco della politica. Me lo chiedessero adesso? Guardate, io sono come un gatto che finisce la stagione invernale. Avete presente come sono i gatti dopo tanta neve? No, nel senso, guardate, guardate, primo, non ho assolutamente l'ansia di sta roba qua. Secondo, ho 3 anni davanti, non voglio neanche pormi il problema. Mi conoscete, sono fatalista. Terzo, penso che in Italia debbano cambiare tante robe, perché comunque le istituzioni che lavorano onestamente devono avere l'appoggio delle altre istituzioni. Sai cosa dicono gli alpini? Mai strack.